Per fare il legno ci vuole l'albero, per lavorare il legno ci vuole Mercator, azienda specializzata nel settore del commercio di macchine utensili, impianti e attrezzature usate per la lavorazione del legno. 13.000 metri quadri da visitare, 2 magazzini con vasta scelta. Tutte le macchine proposte sono disponibili e visibili. Mercator, garanzia, professionalità, serietà a portata di mano. Un giovane di 28 anni, originario del Burkina Faso, è deceduto nella notte a seguito delle ferite riportate dopo la paurosa fuoriuscita di strada avvenuta ieri sera nei pressi di Barbeano. Il giovane si trova in sella alla sua 2 ruote quando ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato per diversi metri. Inutili tentativi di rianimarlo da parte del personale sanitario giunto in ambulanza dal vicino pronto soccorso di Spilimbergo. Rilievi da parte dei carabinieri. Il maltempo abbattutosi nelle ultime ore sul Friuli Venezia Giulia non è risultato sufficiente a reprimere i focolai di incendio ancora attivi in regione. Ciononostante, tutti i roghi risultano sotto controllo da parte dei vigili del fuoco e degli altri corpi impegnati nelle operazioni di contenimento. L'attuale situazione vede operativi 2 elicotteri tra la Val Resia e Taipana, mentre a Medeazza e Iamiano, prime località colpite, i vigili del fuoco stanno proseguendo le attività di bonifica. Le fiamme non si sono ancora spente nei paesi di Frisanco e Clout, ma come riferisce il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, la loro entità non desta preoccupazione. Mentre andiamo in onda ci segnalano la ripresa di un focolaio sopra Merna in territorio sloveno. Domani, giovedì 28 luglio, alle ore 11, presso la sede del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana Udine, in via l'Europa Unita 141, i consorzi di bonifica della regione si confronteranno sulle conseguenze della siccità, sulla campagna irrigua e le misure adottate da ciascun consorzio per fronteggiare la situazione di crisi. Sarà presente l'assessore regionale all'agricoltura Stefano Zanier, che illustrerà le misure proposte dalla regione e le opere in programma per fronteggiare la scarsità idrica con le relative risorse stanziate. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.